Buon pomeriggio a tutti, qui dal Pala Don Bosco di Palermo, benvenuti amici appassionati di futsal, qui da Sportivi, da Gabriele Rispetta a presentarvi la gara valida per la giornata numero 5 del campionato di Serie C1 di calcio a 5 Girone A Sicilia. Un grande piacere avervi qui per farvi la cronaca di 3M contro Sant'Isidoro Bagheria, due squadre che sono un po' agli opposti. Il 3M, soprattutto in casa, le ha vinte tutte in questo inizio scoppiettante di campionato, seppur al suo storico qualche macchia dovuta ai due pareggi fuori casa. Invece per quanto riguarda il Sant'Isidoro Bagheria è stato un inizio complicato che ha visto la squadra biancorossa uscire dalla coppa e soprattutto raccogliere solamente 0 punti, 4 sconfitte nelle prime 4 partite. Andiamo con la distinta, quindi 3M di Mister Mosca con in porta Tripoli e Nicolotti, sarà il numero 16, il primo a scendere in campo dal primo minuto. Poi Calvaruso, Montevago, Amici, Pitarresi, La Rosa, Baucina, Gioeli, Mena Marquez, Ricotta e Minnone. Per quanto riguarda invece il Bagheria, in porta Gaiano e Lobuglio, poi Losano, Campagna, Scianna, Tomasello, Sciacchitano, Mulè, Sardina, Abello, Domenico, Scianna e Giuseppe Pagano. È tutto pronto qui dal parquet del Pala Don Bosco. Si aspetta solo il fischio del duo di direttori di gara che arriva adesso, ovvero il signor Francesco Campione della sezione di Enna e il signor Gianfranco D'Amico della sezione di Trapani. Il cronometrista sarà invece il signor Alessandro Bruno della sezione di Palermo. Primo pallone per il Sant'Isidoro, che prova subito a imperversare lì sulla linea di sinistra con la corsa di Sardina. La palla sarà per il 3M con Calvaruso, La Rosa, Amici e Ricotta. Questo è il quartetto titolare della formazione di casa, che oggi giocherà con il solito completino verde-nero. Attenzione nel frattempo all'Amici, La Rosa con la fascia a braccio, prova il tiro, anzi viene fermato prima ancora che potesse scoccarlo. Va la Ricotta, controllo del 27, entra dentro, prova il tacco Amici! Si sblocca subito la partita, sono bastati letteralmente una manciata di secondi al 3M e già 1-0 qui al Pala Don Bosco, segna Amici. Poteva sicuramente iniziare peggio il match per il 3M, una grande partenza che è stata ovviamente messa a fuoco dal gol di Amici, che aveva provato il tacco e poi il pallone gli è rimasto lì. Non poteva davvero nulla qui l'estremo difensore del Bagheria, che adesso prova a rimediare col tiro scoccato qui in maniera anche pericolosa da Scianna sul lato sinistro. E allora la palla sarà per il numero 10 Filippo Domenico Mulè. Poteva sicuramente iniziare invece meglio la partita per il Sant'Isidoro. Come dicevo, 4 partite, 4 sconfitte, non è stato sicuramente il migliore dei campionati fino a questo momento per la squadra biancorossa. Prova a correre Mulè, fermato Sardina, il pallone passa tanto da finire nelle mani dell'estremo difensore bagherese. E poi qua si perde una trotta il pallone, grande 3M in questo inizio di gara. La palla è per La Rosa, che aspetta, vede Calvaruso a sinistra, il pallone ovviamente è per lui che è l'uomo più libero del 3M in questo momento. Amici per Calvaruso, ancora lui, si gira Calvaruso, più che il tiro voleva il passaggio. Ha fatto bene Gaiano a coprirgli lo specchio della porta. E va lontano Gaiano a cercare proprio qui Pagano. Ancora Giuseppe Pagano, una scoperta nella seconda parte di stagione del Bagheria l'anno scorso, ma attenzione con la corsa di Calvaruso. Lui ruba palla, poi però va dietro dove c'è La Rosa che può prendere questo pallone, andare da Amici,
su sinistra Amici, fermato, bene qui dal Sant'Isidoro, si gira Pagano, prova a sinistra a sfondare, qui il tiro, subito, bravo Tripoli nei tempi. Dall'altra parte del campo, Ricotta, ancora lui fermato, in maniera irregolare nettamente qui da Sardina, calcio di punizione in favore del 3M che è partito davvero a bomba con Calvaruso poco fa vicino anche al raddoppio, ma ha rischiato sul conseguente contropiede che ha visto Ciro Scianna tirare verso la porta di Tripoli. Scianna che è ritornato al Sant'Isidoro Bagheria, si è riunito con suo fratello Domenico, lui che ha passato gli ultimi anni in Toscana giocando anche in C1 in Serie B. Va Amici, la parata di Gagliano, forse pure una deviazione da parte di Filippo Mulè. Mulè come Gagliano, come Pagano, come dicevo, erano già reduci dalla stagione precedente in C1 del Sant'Isidoro Bagheria, terminata con la vittoria del play-out contro l'Akragas, mondo capovolto rispetto a qualche mese fa, con l'Akragas che essa è una squadra che può addirittura puntare alla Serie B. Ha vinto anche oggi, attenzione ancora a La Rosa, fermato da un super Filippo Mulè, almeno in questa occasione. Non è sicuramente facile per il Sant'Isidoro riprendersi dopo questo difficile inizio che appunto mondo capovolto rispetto a qualche mese fa. L'Akragas che però sta vincendo. Attenzione nel frattempo a Ricotta, se ne va Ricotta, pallone al centro, Amici, sinistro che finisce sul fondo, ha preferito piazzarla ma paradossalmente è stato peggio, e allora attenzione ancora al colpo di testa di Amici, subentra ancora a lottare lì al centro del campo Sardina, è un palo Don Bosco che ora va riempiendosi, partita alle 6:15 ovviamente, perché ricordiamo che qui si è anche tenuta oggi la sfida tra Villauria Monreale e Acirreale. Attenzione qua al tiro di Amici fermato, la Pagano mette a correre Mulè che però viene mangiato sulla corsa da La Rosa. Applausi per il capitano del 3M. Come dicevo, si è giocata Villauria contro Acirreale, vittoria netta da parte dei ragazzi acesi contro il sodalizio salesiano normanno, di casa più che mai qui al Palo Don Bosco. 3M invece che ovviamente ha cambiato la sua casa, non è più nei campetti di Dielo di Glino. Attenzione qua alla corsa di Mulè, esce perfettamente Tripoli che prende anche il pallone buono per Calvaruso e prova a girarsi ancora Calvaruso, la chiusura di Sardina, bravo, lui si lamenta con l'arbitro per la trattenuta di Calvaruso. Sugli spalti anche affaticato oggi, fuori obbligatoriamente dai 12 di Mister Mosca. Attenzione ancora alla girata di Montevago, Gagliano bravissimo qui a chiudergli lo specchio, uscita da Futsal, il portiere del Bagheria. Attenzione ancora qua dall'altra parte del campo, Pagano prende palla, lascia dietro a Scianna, scambio con Sardina, ancora Ciro Scianna, una giocata, il tiro deviato, prova a reagire qui il Sant'Isidoro. Mulè dalle parti di Sardina ha reagito in qualche modo il Bagheria. Pagano fermato, Pagano, e poi attenzione al rischio che si prende qui Tripoli, bravo per cercare Ricotta che poi riva sul pallone e con controllo non fortunato prova ad andare poi lontanissimo il Bagheria a cercare un'altra volta Pagano, come dicevo sembra un gigante fisicamente sicuramente lo è, ma è uno dei più giovani di un roster esperto ai servizi di Mister Ticali, che però non ha sicuramente dato il suo miglior contributo nel corso delle prime 4 gare in campionato, almeno stagionali, seppur
Ma ci vediamo dopo perché c'è Ricotta. L'ha fermato qui di Ricotta, cercare un'altra volta Baucina, attenzione ancora a Ricotta, Gagliano. Bravo. E poi Sciacchitano appena entrato in campo. Cambia anche per il Bagheria, come dicevamo prima, non so per il 3M. Vediamo qui anche combinare Domenico Scianna con Sardina. Domenico da Ciro, i due Scianna provano a scambiare, spunta però Montevago, anche lui acquisto di qualità e categoria superiore da parte del presidente De Simone. Attenzione a Baucina adesso, lui che ha evitato quella che poteva essere la prima sconfitta stagionale del 3M in quel di Agrigento, con quel gol a 6 secondi dalla fine per Baucina. Gol anche per lui nella partita di Coppa di 2 settimane fa contro il Palermo. Un gol importante perché ha consolidato il vantaggio 3. Attenzione, ancora il tiro qui provato da Mena Marquez. Occhi puntati su questo nuovo gioiello scoperto dalla dirigenza nero-verde. Mena Marquez, il cognome vi suggerisce ovviamente un'origine latina, e vediamo se quindi avrà il futsal anche lui nel sangue, come bene hanno avuto diversi suoi conterranei. Per qua viene fischiato nettamente un calcio di punizione in favore del 3M, spinta di Ciro Scianna ai danni proprio di Mena Marquez. Montevago sul pallone, sistema la barriera Gagliano, solamente un uomo che è Sciacchitano. Fischia qui il duo arbitrale, attenzione alla Rosa, pallone per lui, ancora la Rosa, tocca per ultimo Ciro Scianna, rimessa allora in favore del 3M, ancora con Mena Marquez, si fa vedere Baucina, il tiro scocchiato qui invece da Montevago, finisce fuori, ma spaventa il Bagheria, spaventa Gagliano. Bagheria che appunto ha riconquistato la C1 nella stagione 22-23, vincendo il campionato di Serie C2, un campionato super costante da parte dei ragazzi di Mister Ticali. L'anno scorso poi una partenza sufficiente, non è bastata per evitare i play-out, mortifera quella sconfitta al Palacanino contro Atletico Monreale, vittoria all'ultima giornata contro il San Vito che non è servita a niente appunto, perché qui al Pala Don Bosco proprio l'Atletico Monreale si è rimposto sul Palermo Calciacino. Parliamo di una stagione fa, Bagheria che poi appunto ha vinto il play-out contro l'Agras per rimanere in C1, l'Agras poi con il pescaggio è risalito in C1 e ha costruito una squadra clamorosa. Sarebbe time out, noi utilizziamo questo nostro momento a disposizione per potervi anche raccontare un po' come sono terminate alcune partite di questa quinta giornata, che vede già ben 2 finali. A Palermo, Campi del Sole, l'Atletico ha vinto 4-0 contro l'Isola sotto un diluvio torrenziale. Noi abbiamo la fortuna di essere qui al Pala Don Bosco al coperto. E poi c'è anche l'ufficialità della vittoria dell'Agras sull'Atletico Monreale al Palacanino, anche loro fortunati al coperto. E anche una spiacevole notizia per il rinvio di San Vito Lo Capo contro Città di Canicattì, 2 squadre che erano a 0 punti, così come il Bagheria nel corso di questo inizio di campionato dopo 4 giornate, come loro solamente per chiudere questo quartetto di squadre sfortunate. Il Picarazzi che oggi almeno sta perdendo in quello di San Cataldo. Calvaruso fermato qui il filtrante per la corsa di Montevago, bravo in questo caso il numero 3 Alessio Campagna, anche lui reduce dalla stagione precedente con la maglia biancorossa. La Rosa punta Ciro Scianna,
fa vedere un trick degno delle sue qualità balistiche e funamboliche. Ricordiamo un giocatore che ha giocato negli ultimi anni in C1 e in B della regione toscana, a Prato, tra le altre. Attenzione qua nel frattempo a Baucina, che prende palla, ma la Tripoli che può gestire facilmente il possesso. Il Bagheria non presta, ovviamente il portiere Gaian. La giocata qui che viene tentata sempre da Scianna, finisce però sul fondo laterale. 10:45 alla fine del primo tempo, 1-0, basta il gol dopo 50 secondi di Carlo Amici. 49 se vogliamo essere precisi, quando il signor Bruno ha fermato il cronometro e ha già segnato il primo gol per il Trem. Quel tiro qua di Mena Marquez, errore grave di Gaiano che fa passare il pallone sotto le gambe, segna anche Mena Marquez. 2-0. Tiro insidioso del nuovo volto in casa 3M, complicità anche della difesa ospite e del portiere Gaiano, che si è esibito in ottimi interventi. Qua però sbaglia completamente la scelta di parata. 2-0 quindi, proprio mentre parlavamo del gol di Carlo Amici, molto bello anche per come l'aveva strutturato il 3M. Qua rischia però la Rosa, attenzione al contropiede, Scianna può andare, palo clamoroso, attenzione a Baucina dall'altro lato, ancora il 14, si riappoggia dietro, Mena Marquez colpisce male. Scianna, ancora lui, le giocate di Scianna per andarsene, il tunnel su Montevago che poi deve commettere fallo. Galvanizzato qui Scianna, qua poi il rischio preso dal Bagheria Ciacchitano, va lontano il Scianna, male però. Montevago, Baucina, non è per Cotta, rientrato in campo al posto di Mena Marquez, autore del gol del raddoppio nero-verde. Baucina, la Rosa, ancora il 14, contrario dietro, riappoggia la Rosa e si ricompatta dietro il Sant'Isidoro. Al tempo stesso il 3M può andare ancora con Ricotta, anzi non è Ricotta, pardon, il numero 28 Minnone, che vuole farsi vedere, quindi ancora lui, Minnone, il tunnel cercato qui su Lozano, numero 2, una istituzione del calcetto bagherese. La palla adesso è in favore ancora del Sant'Isidoro. 8:26 alla fine del primo tempo, attenzione a Ciacchitano, ancora lui, sempre al centro, Mignone è bravo, attenzione 2 contro 1 possibile, Baucina appoggia alla Rosa che va sul pallone, ancora la Rosa prova 3 dribbling nello spazio davvero di pochi centimetri e poi c'è il fallo di La Rosa che viene anche richiamato dal signor campione. Si era un po' alzato il termometro della gara qui dopo un intervento di Scianna e Campagna soprattutto a rubare il pallone della Rosa che stava per dirigersi pericolosamente alle parti di Gaiano. Bravo qui Montevago, poteva aprire per Baucina, bravissimo invece Domenico Scianna a dire di no. E poi Pagano che è entrato in campo, il giovane ma prestante numero 21 del Bagheria. E poi Montevago e Baucina non si sono intesi, la palla torna ad essere in favore del Sant'Isidoro senza particolari problemi.
metterà in campo il pallone Pagano. Mi sembrava si fosse mosso l'oggetto della contesa, fatto sta che comunque il pallone lo riprende il 3M. Adesso attenzione, prova a insistere proprio quella parte Losanno, fermato da Baucina. Minnone gira Montevago dalle parti di La Rosa. Minnone, Montevago, non cambia il suo quartetto mister Mosca, tanti cambi invece per Ticali, il tiro di Montevago. Doveva iscriversi anche lui alla lista dei marcatori odierni del 3M, che per ora vede solamente due nomi, che sono Amici e Mena Marquez. 7 minuti e 13 alla fine del primo tempo, 2-0 momentaneamente per il 3M. Lancio lontanissimo di Gagliano per Losanno, come stavo parafrasando prima, appunto una istituzione del calcio bagherese premiato 2 anni fa per il raggiungimento di centinaia di presenze con la maglia del Sant'Isidoro, una colonna portante della storia della formazione ospite oggi del 3M, con Minnone, Baucina, ancora pallone per La Rosa, nettamente contrato qui da Losanno. Calcio di punizione in favore del 3M, ed è subentrato come una saetta in queste notti di nubifragi e tante piogge qui nella nostra Sicilia. Un paragone sicuramente calzante per Carlo Amici, che si è abbattuto sulla difesa del Sant'Isidoro dopo 50 secondi, anzi 49 per essere precisi, e adesso ritorna in campo solo per battere questo calcio di punizione. Va in porta, lo salva Losanno, bravo qui il numero 2, attento. Minnone prende palla, La Rosa, controllo e va La Rosa! Che gol di La Rosa! 3-0 3M. Cade il tris, il 3M, minuto numero 13 effettivo di questo primo tempo. Segna il 13, segna La Rosa quando mancano 6 minuti alla fine. Fallo su Losanno, troppa facilità di calcio per La Rosa, lui che ha una carriera costellata anche di presenze in Serie A2, in Serie B. Troppo facile per lui bucare qui Gagliano. Attenzione però qua poi a Ricotta, riprende palla, La Rosa, ancora gira palla il 3M. La Rosa, Minnone, Ricotta, si appoggia a Pitarresi. Entrata in campo l'11 che si propone qua sul lancio di La Rosa. Losanno, è giocata per Moulet, che voleva eludere l'uscita di Tripoli andando a vuoto volontariamente. Adesso entra definitivamente Amici, esce Minnone, comunque autore di una gara fino adesso di sostanza sicuramente. Amici, Ricotta, Carlo Amici, Pitarresi, ancora giro palla del 3M, prova adesso a spaccare un po' il ritmo Ricotta, che entra, o meno voleva entrare in rigore, fermato proprio a qualche centimetro dalla box di Gagliano da parte di Filippo Moulet. Ma ancora palla per il 3M, ancora con La Rosa, Pitarresi,
traversa e time out chiamato qui a Ticali perché nelle ultime manovre si è visto che il Sant'Isidoro stava un po' peccando da questo punto di vista. 4 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo, da quando si riprenderà. Noi adesso sì, ci prendiamo una piccola pausa e poi ricominceremo a raccontarvi questi ultimi minuti della prima frazione di 3M Sant'Isidoro. 3-0 per ora il punteggio. Suona la sirena del Pala Don Bosco, appena Gaiano rilancerà mancheranno 4 minuti e 45 secondi alla fine del primo tempo, mentre deve riprendere il pallone qui Gaiano perché non aveva fischiato la coppia arbitrale. Ricordiamo il signor campione della sezione di Enna e il signor D'Amico, la sezione di Trapani. Altro fischio, un'altra volta Gaiano aveva battuto prima del fischio. Ora sì, ora può farlo finalmente. Gioca Pagano, rischia in mezzo a 2, fallo di Pilarresi, si leva un no dalle tribune del Pala Don Bosco. Borderline l'intervento del numero 11. Qua di solito si tende a dare la mano più a chi difende piuttosto a chi attacca. Pagano, lo sanno. Amici, ferma l'altro numero 10 e poi qua se ne va un'altra volta la Rosa. Non è giocata. Ricotta. Amici. La Rosa. Ancora lui, il dribbling. Apre da Amici. Al centro, fermato. E poi qua bravo Pagano a mantenere il pallone in campo. Corre il 21. Lo sanno. Moulet, controllo difettoso e palla di nuovo al 3M con Pitarresi che invoca calma, come si intende anche alla sua segnaletica rivolta ai suoi compagni di squadra. La Rosa, Ricotta fermato. Il tunnel di Ricotta involontario, però a Moulet è soprattutto inutile perché il pallone è buono ancora per il Sant'Isidoro. Lo sanno, in qualche modo se ne va e poi apre da Moulet. La visione e il piede di Losanno, nonostante l'età, non sono decaduti neanche di un minimo. Questo è il motivo per il quale è un punto fisso della formazione di Mister Ticali sin dalla Serie D, poi Serie C2, poi Serie C1. E Palosanno non mantiene i palloni in campo però. La risalita del Sant'Isidoro dopo anni di altissimo prestigio anche in Serie B adesso è arrivato fino alla C1. L'anno scorso ha rischiato ma ha mantenuto sul campo la categoria, e però forse ci vuole qualcos'altro quest'anno, anche se le squadre lì invischiate nella parte bassa della classifica sono davvero tante. Attenzione, Ricotta, ancora lui si appoggia dietro. Montevago voleva il filtrante per Amici, scivola però qui un'altra volta Sardina. Attenzione alla Rosa, fermato. La Rosa, lo sanno sul pallone, attenzione. Prova a aprire per Moulet, bravo Montevago, deve uscire Tripoli, la fa sua. Prova il contropiede con il 3M, qua nettamente fermato con un fallo. La Rosa si rialza con l'aiuto di Losanno che sa di aver commesso fallo e quindi non protesta. Solissimo Amici, salta Gaiano e poi no, non è vero, che cosa ha sbagliato. Qui Carla Amici, 2 errori gravi, uno per parte
Il primo è la difesa del Sant'Isidoro, il secondo questo di Amici, attenzione, Mulè, il tiro, Tripoli! Si butta e para, anzi non c'è deviazione, andava, questa è parata, rimessa dal fondo, meglio per il 3M, Ari anche per il portierino, il portierone, la formazione di casa, un po' di belle parate non costano mai, attenzione, il tiro e stavolta sì, stavolta fa un grande intervento Tripoli, non c'è alcun dubbio sul tiro di Domenico Scianna, calcio laterale per il Bagheria, al centro Tripoli la fa sua e mette a correre Ricotta che viene però fermato, e attenzione ancora, Scianna il tiro, anche lui murato, continua a avere il pallone il Bagheria, colpito qui, Abello, appena entrato, palla per la Rosa, dall'altra parte del campo, si appoggia dietro, troppo mollo questo pallone, deve commettere fallo Montevago, e sembrava più sul pallone dell'intervento, e questo è un fallo importante anche perché è il quinto commesso dal 3M e mancano 62 secondi di gioco alla fine del primo tempo, potrebbe essere un fattore in questi ultimi secondi di gioco. Abello può fare fallo Montevago, ancora il Bagheria, spunta Montevago, al tempo stesso il tiro trovato qui dal numero 7 della formazione ospite, Ciro Scianna. La Rosa, Montevago, la Rosa, Montevago, il giro palla del 3M, forse per perdere più tempo possibile, contando che non c'è bisogno di premere sull'acceleratore, e poi c'è questo quinto fallo che pende come una spada di Damocle sulla testa ai ragazzi neroverdi, da qui Baucina ottiene rimessa, anzi no, l'ultimo tocco, anche come c'era sembrato qui in postazione, era di Baucina. Ancora attenzione a questo pallone che passa, anzi no, Calvaruso prende palla, Calvaruso, Gagliano esce bene, poi il rimpallo favorisce la ripresa del pallone di Sardina, proprio rischia Baucina, il tiro deviato, una flotta Gagliano, non può andare lui, manca 2 secondi e poi prova il dribbling, sì. Domenico Scianna, sirena e duplice fischio per quanto riguarda questo primo tempo, finisce 3-0. Le reti fino a questo momento sono di Amici dopo 49 secondi, poi a metà del primo tempo il gol di Mena Marquez e infine il punto finale per questa frazione l'ha messo la Rosa con un sinistro velenosissimo. Riprendiamo fra poco con il racconto dei secondi 20 minuti di gioco qui al Pala Don Bosco per quanto riguarda la quinta giornata del campionato di Serie C, la sfida tra 3M e Sant'Isidoro Bagheria. A tra poco. Tommaso Napoli, ci ritroviamo a commentare intanto la quarta vittoria consecutiva della Don Carlo tra campionato e coppa, una partita che, come si poteva intuire alla vigilia, non è stata facile all'inizio, poi una volta staffata la gara la squadra è andata in controllo. No, perché i primi 15-20 minuti abbiamo avuto sia occasioni noi, ma hanno avuto anche 2 occasioni limpide il Casteldaccia, soprattutto nel colpo di testa di Graziano, dove il portiere è stato anche bravo, parlo di Salvo. Poi quando riesce a quei 30 metri di Cerniglia, che va quasi sotto l'incrocio dei pali, allora hanno accusato un po' il colpo. Poi abbiamo fatto il 3-0 e lì siamo riusciti ad arrotondare. Poi nel secondo tempo abbiamo un po' gestito quello che era il risultato del 4-0, cercando di tenere il pallino del gioco,
loro anche avevano fatto anche delle sostituzioni, però diciamo che a parte alcune occasioni non è successo niente rispetto a quello che è successo tutto il primo tempo. Poi ti ho visto particolarmente attivo, quasi una specie di suggeritore, una specie di spalla per Silvio Tripoli nel secondo tempo, hai cercato un po' di incoraggiarlo. Perché quando tu vai sul 4-0, tante volte io quello che ho chiesto all'interno dello spogliatoio è quello di non abbassare mai l'attenzione, che rischi di farti male, rischi di magari che la squadra perché è ferita magari possa fare il 4-1. Se abbassi il grado di attenzione e di concentrazione non è facile riacquisirlo nuovamente e velocemente. Lo hai perso e lo hai perso anche per tutto il secondo tempo, per cui mi arrabbiavo perché non dovevamo mollare e soprattutto mi arrabbiavo perché i miei attaccanti, voglio sempre che il primo impatto di pressing o di pressione parte sempre da loro. Li facciamo giocare facili e ti salta un po' tutto il resto della pressione o del pressing. Ultima battuta su Stefano Cerniglia, poi prima di Marsala non segnava da 2 anni, ora è a 3 gol in 8 giorni, è scattato il click anche a lui. Non è che è scattato il click, io dico sempre che questi ragazzi lavorando, facendo sacrifici, per come noi giochiamo, possono segnare un po' tutti. Dice ma mister sei presuntuoso? No, non sono presuntuoso. Giochiamo con le mezzale che si inseriscono, con i quinti che vanno alla conclusione, con dei calci piazzati anche per i nostri difensori, con i 2 attaccanti. Per cui oggigiorno il calcio moderno non è più l'attaccante che segna. Diciamo che la finalizzazione di tutto il gioco è sempre l'attaccante, se giochi con 1 o con 2. Però ormai il calcio moderno si può andare a realizzare con più uomini, basta riempire l'area con più uomini e cercare di attaccare tutte le traiettorie dell'area di rigore. È bello vedere l'entusiasmo dei ragazzi quando la maglia azzurra si avvicina a loro. Abbiamo riunito un po' i migliori per annate e per zona geografica, diciamo. Non abbiamo ovviamente la pretesa di venire con la polveria magica a farli migliorare tutto insieme, però gli abbiamo dato degli spunti, abbiamo coinvolto i loro allenatori, i preparatori, gli arbitri anche del territorio, perché potesse essere una giornata di crescita per tutti. Le difficoltà che ci sono, che abbiamo qui a livello di impiantistica, a livello anche di strutture, cosa diciamo secondo te manca al ragazzo in questo momento in un'isola come la Sicilia che non offre moltissimo rispetto a questo? È un discorso complesso, appunto da isolano vivevo le stesse difficoltà, anche le distanze sono un problema, però ripeto, io sono nato cestisticamente in Sardegna, quindi potenzialmente si può nascere anche giocatori di alto livello in Sicilia. L'importante è che tutti quelli che hanno a che fare con i ragazzi facciano di tutto per farli crescere e farli sviluppare nella loro migliore versione che possono raggiungere. Non è facile, è vero, ma ho sempre detto che partire da qua o da un posto come era casa mia in Sardegna è un po' più difficile, però non è impossibile. Grande impegno dei ragazzi, grande lavoro di tutti quelli che stanno attorno e il settore squadra nazionale in questo senso vuole avvicinarsi un po' di più al territorio, dare delle linee guida e continuare questa relazione per aiutare appunto questi ragazzi a crescere piano piano. Riprendiamo qui dal Paladon Bosco, il parquet dei salesiani che sta vedendo vincere e convincere soprattutto il 3M 3-0, il punteggio dopo i primi 20 minuti di gioco, qui dove abbiamo visto anche il nostro stacco pubblicitario, intervista a Gigi Datome che proprio qua ha visto giocare alcuni dei maggiori talenti del nostro territorio per quanto riguarda la pallacanestro, e appunto
una bella esperienza che abbiamo anche visto qua sui nostri canali sportivi. Trovate ovviamente l'intervista a Gigi Daton all'interno del nostro canale YouTube, così come poi tutti gli highlights ovviamente delle partite del weekend e ovviamente ogni sabato, ogni domenica, a volte anche il venerdì, a volte anche durante la settimana, davvero calcio a 5, c'è di tutto per gli appassionati dello sport più bello del mondo, anche la sua versione da sala, il futsal, in questo canale, un canale dove racchiude lo sport siciliano appunto a 360 gradi. Non ci dilunghiamo, parliamo della gara 3M che ha dominato, non c'è davvero tanto altro da aggiungere, se non che comunque il Sant'Isidoro spesso e volentieri qualche volta ha impensierito Tripoli e in generale la difesa del 3M, che però per il 90% delle occasioni quantomeno tentate dalla squadra biancorossa ha saputo rispondere più che presente. Adesso c'è qualche cosa da sistemare per quanto riguarda il duo arbitrale. Oggi il signor campione della sezione di Enna e il signor della sezione di Trapani, il signor D'Amico, e appunto cronometrista che adesso darà il via al timer Don Bosco, è il signor Alessandro Bruno della sezione di Palermo. Come 3M, Palermo, ritorna in campo con Pitarresi, Montevago, La Rosa e davanti Calvaruso. Poco spazio per Calvaruso nel primo tempo. Prende palla nel frattempo Scian, attenzione il tiro murato, sembra essere partito con un piglio diverso il Sant'Isidoro, che riparte sempre con Gagliano, ottime parate ma un grave errore sul secondo gol subito. E poi appunto Scianna, Mulè, Sardina e Pagano, che è lo stesso starting five della prima parte di gara. Calvaruso, va lui, c'è Pagano, poi Pitarresi colpito, attenzione al numero 11 che cade in maniera anche scomposta, poi riesce a riprendersi tutto un tratto. Un movimento sicuramente poco ortodosso, infatti si tocca ancora la caviglia sinistra Pitarresi. Parlando di monumenti appunto del futsal, non possiamo non citare il numero 11 che è un passato anche all'Isola, al Monreale che ormai appunto, come ben sappiamo, ha trovato la sua nuova casa qui a Don Bosco con la fusione con il Villaurea. Attenzione, attento a Pitarresi proprio che cerca Cristian Calvaruso che l'anno scorso ha fatto ben 46 gol, centrando il titolo di capocannoniere del girone A di Serie C1. La Rosa, fermato qui il tentativo da Ciro Scianna, che giocata ancora nel numero 7, tiro sul piede destro di Tripoli che non rischia la presa, anzi manda più lontano che può. Il bagaglio tecnico di Ciro Scianna non lo veniamo a conoscere oggi, ritornato a Bagheria dopo un'esperienza in Toscana dove ha anche giocato con le maglie del Città di Prato in Serie C1 e in Serie B. Prato ovviamente tra le altre formazioni con le quali ha disputato questi campionati non più di carattere regionale. Poi attenzione qua, frattempo a Calvaruso, Gagliano, bravo anche a mantenere il pallone nella serie di rigore. Poi Pagano sarebbe un po' bloccata adesso l'avanzata del Bagheria, l'unico veramente in grado di impensierire gli avversari sembra essere Ciro Scianna, perde palla Pagano, attenzione a Calvaruso. Grande la risposta di Sardina in questo caso. Calvaruso, che però non è il miglior marcatore stagionale in campionato del 3M, lo è Carlo Amici, che ha anche siglato il gol numero 8 oggi, quindi aumenta questo bagaglio personale. La Rosa, Montevago, il tiro di Montevago sempre pericoloso, si lamenta Gagliano, continua a urlare il numero 3, pressing altissimo del 3M,
che va a prendere nella metà campo avversaria il Bagheria, che è in difficoltà cronica in questa parte di gara. Se c'è un momento nel quale bisogna attaccare la partita per i biancorossi è sicuramente questo, ma il 3M sta gestendo da Dio. Calvaruso, palla per la Rosa, fermato la Rosa. La Rosa cercherà ancora Calvaruso, scappa Pagano. Poi Scianna mangiato, ma c'è ancora Pagano che se ne va al centro, è solo Moulet, Tripoli! Ancora Moulet, però Tripoli è caduto. Vabbè, però va Gagliano, che parata ha fatto qui Peppe Tripoli. Quel pallone è buono per il numero 16, Scuola Palermo Atletico Monreale. L'anno scorso si è responsabilizzato lui, classe 2002. Parando anche in gare importantissime per il 3M, come esempio 2 gare di playoff contro Palermo e Sporting Gala. Attenzione poi alla corsa, qui a cercare un'altra volta la chiusura sul secondo palo da parte di Sardino. Bagheria che adesso, come d'incanto, sembra essere più propenso a cercare queste palle veloci, a non mantenere il possesso, che rischia di ammazzare il ritmo di una gara che altrimenti il 3M non vuole più riaprire. Ci mancherebbe, vedendo anche il punteggio. Attenzione a Pitarresi, grande corsa, Gagliano agisce alle spalle, Pitarresi è qua, è troppo frenetico nel battere questo calcio laterale, è a 2 passi il signor Campione, che quindi indica la rimessa. Pagano, spizza di testa, come boso per Montevago. La Rosa, Montevago, tacco Ricotta, la Rosa, pensa anche al tiro, Montevago, sempre il numero 9, attenzione qui, a rischio che si è preso Montevago. La Rosa, corre il 13, mantiene il pallone in campo, c'è Ricotta ad aiutarlo, la parata di Gagliano sul tiro di La Rosa. Per qua se l'è portata fuori Domenico Scianna. Ricotta l'ha toccata, ma era già oltre la linea blu scurissimo del Pala Don Bosco, quella che delinea il campo di calcio a 5. La Rosa, Montevago, Amici dietro, la Rosa, Ricotta, rischia la Rosa, Montevago, ancora Amici, subentra Amici, fermato, ma spunta Ricotta, anche lui bloccato da 2 uomini biancorossi. Per Gagliano manda lontanissimo, quasi a colpire la nostra postazione. Rimessa in favore del 3M calcio a 5. C'è anche Amici, vince un rimpallo, Amici fermato, anzi è La Rosa lì a sinistra, Amici è più arretrato, lo punta il 10. Pensate poi qua al tiro di Montevago, ancora 3M sempre sul lato sinistro del campo, che sta azzannando in questa seconda parte di gara. Difende palla, però qua Scianna solo per un attimo, ancora il pallone recuperato e se ne può andare qui, ancora Ciacchitano fermato da un super Tripoli. Più al lavoro in questa seconda parte di gara Peppe Tripoli, quasi inoperoso nel primo tempo. Attenzione poi qua, liscio di Ciro Scianna, respira quindi il 3M.
6 minuti giocati e qualche secondino. La Rosa, Baucina, addirittura in no look la Rosa, Baucina si riappoggia di nuovo al 13, capitano del 3M, Amici, la Rosa, Amici, telefonato il pallone, attenzione allora qui alla corsa, bloccata con un fallo di Baucina, giallo, non per la veemenza dell'intervento ma più per la sua importanza a livello tattico. Qua Sardina è stato anche bravo soprattutto a leggere il pallone di Amici e poi a capire che la sua azione poteva avere vita breve, allora cercare il contatto, prendersi questo fallo e anche il giallo a Baucina che condiziona irrimediabilmente la sua gara. Il giù arbitrale si segna il giallo di Baucina. Sistema adesso la barriera campione. Abbassa Ricotta. Sguardo verso la panchina di Domenico Scianna. È un passaggio. Lo schema favorisce Moulet. Ciro Scianna. Va quindi al tiro di Bagheria. Aspetta a trovare un varco. Prova a trovarlo proprio il 7. Poi viene fermato da Carlo Amici. Palla comunque ancora nella metà campo nero-verde. Al centro Tripoli, bravissima, manda subito a correre Ricotta che ha chiamato il pallone. Ancora Ricotta, al centro, Baucina! Va vuoto. Il numero 14. Bravo qui Ricotta, è altruista a cercare il compagno al centro dell'area di rigore avversaria. Gagliano a portare subito Sciacchitano. Scianna le mantiene il pallone in campo suo fratello Ciro. La palla è per Baucina. Amici, Amici. La Rosa a sinistra, ancora lui agisce. La giocata a se stessa e poi ancora tanta lotta da parte di campo, se ne va tiro Scianna, ancora lui, può correre, Scianna al centro, Mule, cicca questo pallone, Deus ex machina della squadra ospite oggi è sicuramente Ciro Scianna, non solo oggi, attenzione a Ricotta, se ne va un rimpallo Ricotta, che poi trafigge Gagliano. Chiede scusa a Ricotta ma c'è il giallo per l'ex Iato, calcio di punizione per il Sant'Isidoro Bagheria. Il coraggio anche di Gagliano di trovarsi lì per parare questo tiro potenziale di Ricotta che dopo un grande dribbling e un rimpallo si è trovato a tu per tu col portiere avversario. Qua si propone come scelta per il passaggio Sciacchitano. Scianna rischia, prende palla allora la Rosa, palo sul rischio di Scianna, palla per l'altro Scianna, però Ciro si gira e manda a correre il 20. Scianna fermato da Tripoli e poi chiede subito scusa all'altro direttore di gara di oggi, ovvero il signor della sezione di Trapani D'Amico, Gianfranco D'Amico. Bravo Tripoli un'altra volta, uno dei migliori del 3M. Attenzione a Baucina, può andare Baucina al centro, Ricotta di nuovo per Baucina, bravissimo Scianna che rimedia il suo errore, poi Domenico Scianna a insistere lì sull'out di destra, rimessa per il Sant'Isidoro. Tra poco mancheranno 11 minuti alla fine, quasi alla metà di questa ripresa, ancora priva di gol ma piena di emozioni e di grandi occasioni soprattutto. Sciacchitano si accontenta.
del calcio d'angolo. Corre Ciro Scianna, chiamato a riprendere posto in campo Pagano. Come per il tiro di Sardina, che subentra in area il rigore e all'improvviso riapre la gara. Avevamo appena detto, privo di gol, ma con tante emozioni, forse dall'occasione più casuale, nata dal solito estro di Ciro Scianna, e bravo Sardina a segnare il 3-1. Ma poi il neoentrato Mena Marquez sbaglia un controllo facile, palla ancora per il Bagheria, attenzione qua al tiro di Cecchitano, triplo un'altra volta e poi arrivare lì, Campagna non può metterla dentro, attenzione alla Ricotta che può andare avanti, ancora il tiro, quindi la Rosa che finisce sul fondo, capovolgimenti di fronte da una parte, dall'altra, Cecchitano, ancora il 9, Sardina fermato, qui non Sardina ma Ciro Scianna a secco, ma con un bel assist che aggiungerà alla sua collezione. Pagano, Scianna rischia, pensiamo a Mena Marquez che viene però fermato proprio da Scianna. Lo stoppino di Pagano, e poi attenzione ancora alla Bagheria che rischia sul pressing altissimo del 3M, che però quando accetta questa pressione riesce a verticalizzare bene con le sue punte. Amici, Mena Marquez, pallone in campo, può andare anche Amici, non si intende con la Rosa che stava convergendo verso il centro, pallone che esce fuori, c'è ancora partita, siamo contenti di questo perché possiamo goderci 9 minuti di altissimo livello. Pagano, il tacco qui, Ciro Scianna, fallo su Campagna, terzo commesso dal 3M in questa frazione. Pagano rischia, Minnone, 2-1, Minnone, palla in buca, preciso come pochi, qui Minnone, 4-1. Nessun errore di Pagano che sembra anche un po' sconsolato a battere questo calcio d'inizio. 4-1. A 9 minuti alla fine ritornano ad essere 3 le distanze tra 3M e Sant'Isidoro. Time out anche per noi, per raccontarvi gli ultimi 8 minuti e 45 secondi, quando Tripoli rimetterà il pallone in movimento di questa sfida valida per la quinta giornata del campionato di Serie C1. 4-1 per ora tra 3M e Sant'Isidoro Bagheria.
È suonata nuovamente la sirena del Pala Don Bosco. Come ho detto prima, mancano 8 minuti e 45 secondi alla fine della gara tra 3M e Sant'Isidoro Bagheria, ovviamente di gioco effettivo qui sul parquet del Pala Don Bosco. La rimessa qui del 3M, si innalzano le proteste dei membri alla panchina del Sant'Isidoro e qua bravissimo La Rosa a ridare palla a Gagliano, errore del duo arbitrale. Uno dei pochi oggi, comunque è stata una direzione molto buona da parte della coppia campione d'Amico. Palla per il Sant'Isidoro. Il tocco di Moulet, anche lui. Scianna, dove il destro, Murato, per la spinta di La Rosa. E per qua errore grave di Ciro Scianna. Attenzione ancora, Minnone traversa. Vicina la doppietta, qui Minnone, l'errore di Ciro Scianna. E poi attenzione, Domenico Scianna. Prova a involarsi lui, c'è La Rosa però lo chiude. Batte la rimessa qui il Bagheria. Ciro Scianna, Moulet tenuto, se n'era andato Moulet. Anche perché il fallo lo commette lui su Minnone. Prende palla Moulet, Montevago lo ferma. Con calma anche il numero 9, nonostante l'errore, non si fa prendere alla frenesia. Ed è bravo a fermare il suo diretto avversario. Fa girare ancora palla il 3M con La Rosa, oggi insostituibile per Mister Mosca. Probabilmente si prenderà anche la palma di migliore in campo per se dovesse terminare così la gara, anche se qui non si intende con Minnone. Gagliano, lo stop, abbiamo questo pallone Ciro Scianna, Tripoli, schiaffetto alla sfera e attenzione, 2 contro 1 3M, La Rosa al centro, Montevago di nuovo La Rosa, Gagliano in qualche modo, sempre La Rosa, vuole aiuto, non glielo offre nessuno, bravo Moulet a fermare l'autore del gol del 3-0, La Rosa che è stato fermato non solo da Gagliano ma anche proprio da Filippo Domenico Moulet nel corso dell'azione precedente, che stava vedendo il 3M addirittura in una situazione di 2 contro 1 potenziale. Quel tiro di Mena Marquez che ha già bucato, sfruttando un errore proprio di Gagliano, il portiere avversario nel corso del primo tempo. E attenzione poi qua a La Rosa, si propone Minnone, la palla è per Montevago che va sul sinistro, ancora il tiro di Montevago, sempre Moulet a dire di no, rimessa per il 3M, alla dietro per La Rosa, Mena Marquez raccoglie, aspetta un varco, prova forse la giocata e così salta uno ma poi si riappoggia a Montevago, di nuovo situazione di default quindi per il 3M, Montevago vince un rimpallo, il tiro, Gagliano, bravo qui Gagliano, rimane in piedi fino all'ultimo e poi lo stava già abbozzando, un tuffo riesce con il braccio di richiamo a parare. Mena Marquez, fermato Mena Marquez da Lozano che riprende il suo posto da pivot e soprattutto riprende palla Lozano che potrebbe mandare avanti qui Moulet d'esperienza, si prende il fallo commesso da La Rosa, ha già battuto il calcio di punizione ma deve regolamentare meglio questa battuta il signor campione. Mancano 5 minuti e 35 secondi, ora ne mancano 4 in meno, 4-1, quarto fallo commesso dal 3M questa seconda frazione. E attenzione quindi a questo piccolo particolare, che
tanto piccolo non è. Deviazione qui di Montevago. Attenzione qua poi a Campagna che va alle parti di Domenico Scianna, fermato. Palla ancora per gli ospiti, ritorna dietro Campagna. Attenzione, palla ancora buono, può andare Mena Marquez, fermato da un ottimo Gaiano un'altra volta. Attenzione a Moulet, Campagna, forte sul secondo, il pallone per il numero 3. Attenzione alla Rosa, lo scambio con Ricotta che non convince. Esce nel frattempo Mena Marquez, ritorna in campo Calvaruso. Scianna, pressing di Minnone, Gaiano può giocare, va lontano col sinistro, Tripoli la fa sua senza particolari problemi. Poi cambio di portiere per il 3M, bravissimo Tripoli che viene applaudito dalla platea nero-verde. Giocherà qualche minuto anche Andrea Nicolosi, in prestito dall'Atletico Monreale, in quella che è stata una trattativa che ha portato di nuovo in maglia colcionero l'esperto estremo difensore Alessandro Norfo, già giocatore dell'Atletico nella seconda parte dell'ultima stagione, decisivo anche con ottime prestazioni nella salvezza dei ragazzi monrealesi. Nicolosi invece ha fatto il passaggio inverso. Attenzione, è buono ancora per Calvaruso, che qua fa un errore che non da lui, controlla male davanti a Gagliano. Comunque sarà corner. Infatti stavo per dire rimessa, poi Calvaruso ha messo il pallone sulla lunetta. Anche per il signor D'Amico quello è un calcio d'angolo che non si può battere, perché rimessa cambia poco, perché il 3M sta di nuovo gestendo il pallone. Quando mancano meno di 140 secondi scivola Minnone, non mantiene il pallone in campo. Esattamente ne mancano 218 alla fine del match, lo sanno. Adesso 3M che difende in maniera anche abbastanza rurale, attaccando uomo su uomo, pressione sempre altissima ai ragazzi di Mister Mosca, uno stile di gioco che richiede sicuramente tanta resistenza, ma al tempo stesso non solo fisica ma mentale. Lo vediamo che molto spesso può anche capitare che un errore può portare a un gol, anche se proprio oggi rete del Sant'Isidoro è arrivata. Attenzione con l'errore, lo sanno al centro, bravo Nicolosi che si iscrive al match con questa parata. Calvaruso gli tocca Campagna, si prende l'applauso dai suoi compagni in panchina. Calvaruso, Amici, Montevago, Amici, ancora pallone per la Rosa, scavetto per Amici che può anche aspettare. Montevago, la corsa di Amici è buona, ritorna su lui Alessio Campagna, ma sarà ancora Carletta Amici a battere. Montevago dietro nelle parti di La Rosa, e poi attenzione a Calvaruso da pivot, prova a girarsi, lo mantiene Campagna, ancora Calvaruso, ultimo tocco di Sardina, autore dell'unico gol odierno del Sant'Isidoro, che per completare il discorso che stavo facendo poco fa appunto è arrivato da calcio piazzato, da palla inattiva. Mancano 1 minuto e 53 secondi alla fine, possiamo già fare una retrospettiva di questo match. 3M che mantiene molto alta la quota punti, sono 11 quelli che conquisterebbe al momento del triplice fischio con questo punteggio, e quindi rende sicuramente importante la lotta
alla promozione in Serie B, una lotta che sicuramente si protrarrà per il corso della stagione con Athletic, Palermo e anche Akragas. Bagheria invece che come l'anno scorso sarà con ogni probabilità, a meno che non arrivi un repentino e incredibile cambio di rotta, nella lotta per non retrocedere. 0 punti nelle prime 5 gare potrebbe essere un biglietto da visita sconcertante per qualsiasi formazione, ma in realtà il Bagheria ha perso tutte le gare di 1 o 2 reti massimo. Oggi ne ha prese 4, ne ha fatta una, ma comunque contro una squadra che può dire la sua in ambito campionato, e quindi un Bagheria sfortunato nella prima parte di gara e di campionato, ma al tempo stesso i freddi numeri, la classifica dicono in questo momento occupa l'ultima posizione. Attenzione qua alla corsa che prova qui a portare il numero 8 ospite, il buon Tomatello. Ultimi minuti anche per lui per poter fare qualche sgambata, ma la poteva Tomatello. E dicevo, Bagheria che appunto dovrà sicuramente già rimettersi in carreggiata per settimana prossima. Amici! Tiro potente, bravo Gagliano, una prestazione che sarebbe stata ottima e da portiere classicamente incolpevole. Amici, prova il tiro, se no un punto per quel secondo gol preso in maniera anche abbastanza evitabile, ma comunque grande prestazione da parte di Gagliano. Si rintana dietro Amici e quindi quando mancano 7 secondi alla fine partono gli applausi già del Pala Don Bosco. Il 3M batte il Sant'Isidoro Bagheria, arriva adesso anche la certezza, triplice fischio del duo arbitrale, campione d'Amico, grande gara anche la loro. Finisce 4-1, il 3M aveva già messo chiare le cose al termine del primo tempo, un 3-0 senza scampo con le reti di Amici dopo 49 secondi, Mena Marquez alla metà del primo tempo, e il 3-0 di La Rosa che aveva già quasi terminato le pratiche, l'aveva provato a riaprire la gara il Sant'Isidoro con la rete del 3-1 di Sardina sugli sviluppi di un corner. Poi poco dopo è arrivato il gol di Minnone che ha chiuso definitivamente l'incontro. Abbiamo ricordato quindi marcatori e punteggio. Ricordiamo che il 3M vincendo oggi passa a 11 punti ed è a pochissime lunghezze di distanza dalla testa di questo campionato, rappresentata dal Palermo che in questo momento le ha vinte tutte. È uscito vincitore oggi anche da Leonforte. Invece c'è ovviamente capo e coda quasi la classifica con il Sant'Isidoro che rimane a 0 e appunto poi rimarrà a 0, così come Ficarazzi e San Vito e successivamente anche il Canicattì. Partita però tra San Vito e Canicattì che non si è giocata appunto causa rinvio. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui sul nostro canale Sportisili TV. Un saluto da Gabriele Rispetta, a risentirci con lo spettacolo del calcio a 5